La Tiarnio è poi vantare una lunga storia di sviluppo idroelettrico, grazie a abbondanza di rius e flums che faceva funzionare mulins, sieos e battafiers. In Italia, la prima centralino che produceva energia elettrica è stato fatto a Porto d'Adda, te provincia di Monza in Brianzo. Si chiamava la Bertini, all'Erolam 1898. Ecco, dal 1903 a Pusea di Vergenios, un bordo di quattro chiasos par meri di Giovanni De Otto, chiamato Juan di Tonia, nasciuta a Pusea dal 1860, aveva messo su questo centralino. Invece dal comune di Monreale, sul Torincellina, dopo dal 1905 nasce un altro centralino per opera di Antonio Pitter di Malnisio. Invece dal 1906 aveva fatto la prima centralino sul Margò, come gli AMS, grazie a Giovanni De Antoni, nasciuta a Mieli dal 1960. Però dal 1906 Arturo Malignani ha fatto uno centrale a Vedronza, sul Torrent, e Udin varrà la prima luce elettrica e sarà la seconda in Europa, la prima ieri che di Londra, dan cambio ai lampioni a petrolio. Allora invece dal 1911 è la data di nascita di Secab, Paluccio, che aveva fatto la sua centralino in Enfretors, azienda società che ha 114 anni di vita e che opera oro di Vuio. Invece a Fordisor dal 1925 venne fondata la società cooperativa idroelettrico. Invece lei, che è cronaco dei teams del mio paese, lei, grande festa a Forniavultri, arriva la luce elettrica che sostituisce le lampade a petrolio. Ecco, chissà c'è fiesto che sarà stato fatto a Pusea, in che sera dal 1903, quando Giovanni di Tonia all'ha illuminato l'Uborg. I sono passati 122 anni, e vinsi in tutta al di testimonianzas. Ecco, Miranda De Otto e Topari veniva chiamato Vigli de Luz. Ma qui era Topari? Nasciuto un po' imprenditore, diciamo, no? Grazie alla saluto alla sua famiglia, suo pari, al nonno, che aveva un'officina, una faria, diciamo, già dal boccente, insomma. E dopo il pari della Tedevant, che si chiamava Amabil, e lui l'ha continuato questa storia che poi ad Inviesta, che è cubierta da là, di Vergenias, aveva proprio un'imprenditoria, diciamo, e aveva costruito il mood di fare, l'ale come faccio un po' di famiglia, il mood di fare di una segheria, là che si aveva, là che era l'officina, là che lavorava in che, sotto era l'officina, sopra era l'affari, acchiappava in laga del Rio, là che nasceva da Inviesta, e dopo hanno pensato anche di dare la luce a Vergenias, perché prima avevano il Feral, non si dice così. Allora, qui tu hai portato bellissime fotografie, che tu hai un archivio fotografico. Allora, questa qui, dopo Celestino Nesti, bravo operatore, a nos dirà. Ecco, questa qui è la costruzione del SIO, sì, o segherio, ci vuoi tu. Sì, sì. E qui è l'affare o l'officina. No, qui sono sbagliata. Qui è proprio la cabina, là che era la centrale,
con tutti i macchinari scappaventati per i trasformatori, non sai chiamare bene io, però... Ascolta, spiegami, era la dinamo, c'era questa qui. Spiegami. Il congegno per produrre la corrente, sì, l'energia. Aqui sono proprio in teoria, sto che il balcone qui mi dispone che sono stati in biesta qui e qui era Era la seconda centrale dopo che di Pusea che sta qui. Prima Allora, era a Pusea, no? Sì. Allora, la prima Pusea ma in biesta, che questa qui, la gabina, questa era la gabina, la che proprio era in dentro di tutti i macchinari, per fare la corrente, per dare la corrente a tutto il comune. Dice anni pressoché, dice anni. E allora, a occhio e croce al manco dal vinto. A chi Miranda tu mi hai portato una bellissima fotografia che dice tutto. In là calè lutto nono mabil e lutto pari vigli. Te fario alle linguigne ecco qui si può vedere dritta adesso dal dopoguerra che hanno le fasce militari ecco lì mi devono l'ordine per far capire come funzionava. Sì, giusto, brava. Dopo questa qui invece un'altra fotografia, spieghilo tu questa fotografia. Qui sono sempre che scrivono che Dinamo. Ecco, per appunto c'è che io sai che eri piccola. Nostra tocchiali mi dicevi era una roba di Corinto proprio, no? E quindi era anche pericoloso, non si poteva entrare io dal 43, 2 team di guerra e insomma la venuto in che sposta che si chiamava d'Imbiesta, sempre dal non dal Rio e guai entrare lì, guai toccare lì. Allora questa poteva farlo da ogni pari, ognuno, insomma, perché era c'è che coventava per far arrivare la luce a tutto il comune di Vergegnes. Posso dire che mio padre è stato chiamato Vigli da Luz proprio perché è una storia che è nasciuta così, no? Allora magari partendo da Juan di Tonia che dal 1903 il risu dopo a Pusea in là che vedremo mo un to di fario alle gatteri mo là che si avola staios e che stom alla mettuto in produzione di dia lavoravo al seavotaios e di notte davo la luce che squatrichiasos. Dopo arrivo Topari e Tonono con questo fario che hanno continuato l'opera di Juan di Tonia, si può dire. Certo, allora di così, almeno come che la pensi io, è sempre sentito a chiacchierare che questo impianto che è stato mettuto è stato un beneficio enorme per Vergegna, sei tempi, perché prima usavano, come chi detto, il ferrare per dare la luce, per vedere la luce. Allora, benissimo Pusea, ma Pusea era in poche stiasas. Dalla luce a tutto il comune di Vergegna diventava faldi più grandi, secondo il mio punto di vista. E purtroppo comunque tutta questa roba, come tu stai dicendo, è sotto il lato di Vergegna. Io sì che sei stata lì e che hai veduto tutta questa roba che era una fruttina. Però l'impianto era anche grande, era un lavoro vicino a noi, era anche il mulino dai Fanocchios, no? Cioè era un posto là che era lavoro, hanno inventato tutta questa roba qui e pensi che anche dopo anche il mulino dai Fanocchios sarà là in davanti con altri, io penso, come non sei in grado di spiegare bene questa roba qui, solo che purtroppo è sotto il lato. Pensi in doma che
Virginia è stata, secondo il mio punto di vista, sempre riconosciuta a questa famiglia che si sono dati da fare per migliorare la situazione, io vi dico. Miranda dice che in quel viaggio con l'ago e slavo con l'energia dal lago e lavo i mulins che immaginavo sialo e farina per poter mangiare e lavo le sfarios per fare un presti per il bosco e lavo la seo che il bosco sta una grande risorsa di conseguenza dopo abbiamo sfruttato l'ingegno, l'inventivo, l'intelligenza per fare questo benedetto luce. Ma mi incuriosisce, tu ti pensi di farai a petrolio, ma quando che svecchius hanno veduto per il primo viaggio di notte la luce, c'è ne pensato, c'è ti contavi, c'è ti dicevi? Ma si sono sentiti, secondo me, proprio che si sono sentiti proprio grandi, come che no, quando vi provato dopo col tempo, che vi vuoto, le macchine, se c'era buona, oppure imprese che vanno quasi besoi, no? Veramente, sì, è stato un gran momento, ecco, un gran momento di questa inventiva e aiuto, grazie alle robe da natura, anche perché l'aga, e penso che sette... C'è anni ieri qualche Vergenio del paese ha avuto la luce elettrica. Io sai che è finito il fatto di ciò che hanno fatto i Deoz, ad esempio, dal 1932, perché la cartiera è subentrata la cartiera di Tumiez che aveva bisogno dell'aga e difatti si chiamava già in che volta il ponte canale e che aveva convogliato la laga, hanno mandato l'aga, hanno pagato questi miei vecchi, insomma, ma l'aga l'hanno tolta la cartiera. In che volta alle finito che era lì, però le subentrate, perché dal momento che ormai Virginia salvava l'era di zinc con la luce normale, no? Così, elettrica di zinc, e le subentrate De Antoni. Chi lo sintarin dopo, lo vimmo invitato in lui. Ecco, intanto, come vedete, cercano conto l'archivio fotografico di Brunino Deoto, l'archivio fotografico di Vergenius. Non tutti stanno stagionati come Miranda, ma c'è riguardo a tu di vi ho sentito contare di questo primo luce dal tuo comune di Vergenius. Io sai dopo che hai già detto, sembra che, ma mi penso di Giovanni di Toni e sono un ciclostillato che l'aveva fatto 10 fior. Ma di Zinco Calero Giovanni di Toni, e qui era? E all'era un di Pusea de Hot che aveva comprato una centralina in Lombardia, che chissà io, Avevo comprato un motore, E dopo con attaccando questa centralina alla droppato due rius che si chiamavano Spisciandola se vovit, si chiamavano i due rius. E l'ha fatto venire la corrente a Pusea, che chissà io, e lì sul ciclostillato di Ghiso Fior. E ricordando queste fotografie, c'è atto di poter contare grazie a queste fotografie? Sì, ma sa giovane io, no? Siete 52 e ho cominciato a fare le foto dal 62-63, di Pusea e il paese. Ho fatto la fotografia dei resti da centralina e poi chiaro, insomma. E come sentiamo
Renzo Boria. Allora Renzo Boria, lui è nasciuto a due Eibas, una frazione di Vergenios. D'estate, anni fa, proprio te se lo chianzutam, e si lassù a fare un documentario con Celestino alla su dal Marmoros di Vergenio, si mi pensi. E mi pensi Renzo che quando ti hai detto ma io c'è gente che ha avuto la toint a fare questo cavalettos, a portare giù per teleferico blocks di marmo, tu mi hai detto ma non è nuio che e tu non tu sai che la prima luce la vina avuto a Pusea che sta piccolo casolar borg di Vergenio. Allora, continuo si ti riguarda, considerato che tu sei stata a scuola proprio perché il mio paese. E io mi ricordo che mi contava mia madre che era dal 15, che aveva due luci di notte che si illuminavano un tic il paese, illuminava. Era come una vita del paese, ecco, che non era che anche lì non era come diciamo, con che avevo sorelle era notte. E lì era questa segheria e questa centralina. Io mi ricordo con mio padre che vi portava taias di pesce a Sea e che non Seava per fare le sbreas. Che mi ricordo io, ecco, purtroppo dopo è stato un tic tutto abbandonato, la proprietà è venduta, Non sta là tanto di corso, ferminci un momento. Allora che Giovanni di Tonia, che scalvevo seti l'affario, che la SEO, allora Giovanni De Otto, nasciuto dal 1965. Ecco, dopo la rina vedia a Pusea, che era stato il gatter, che stolamo, che seavo. Ecco, forse l'ingegno, la bravura di che Giovanni, alle che al faceva funzionare l'affario e il gatter. E di notte, con l'energia prodotta dall'ago, dal Riu, produceva questo luce 1903. sì, perché era in persona che io avevo un tic lontano e non riduce che lei che il don lì. Perché loro avevano fatto un grande riservar per ora la segheria lì per fare la luce e la centralina, un grande riservar di Aga che spero che dopo magari si rivinga la fortuna di là, io si sta tira, io di un tic per mettere poi perché poi magari Celestino filmare. Renzo, si pensi la prima luce elettrica in Chiarno e Furlanio, la seconda in Italia. Io non rubo che veramente a merito e si contato e fa vedere. E lì dopo io da Ring, che io sono stati anche irlati, chiacchierare con i vecchi Seredes che sono stati i cugini di Giorgio De Otto lì. Purtroppo la sua cugina non sapeva rispondere, allora si l'ha dei figli mi hanno contato che dopo è stato un momento che nessuno si è interessato, loro sono là venuti dal paese, hanno lasciato la chiesa un tic in abbandono, dopo quel terremoto si è rovinato tutto, però mi ha detto il figlio di che questa qui che una SIE l'hanno portata al Museo Gortani, che io non lo sapevo, perché lì io non sapevo che roba lì, ecco, e sapevo che si lava la io sono stato 2 anni a scuola la che partivi di 2 e si lava ogni di paltroi, un tic per strada si lava a scuola di frutta. Allora, 1903 la prima centralino a Pusea di Vergenios, però la prima in Italia è dal 1990 la Bertini di Porto d'Adda, che è una frazione cornuta d'Adda in provincia di Monza, Brianza. Ecco, mi dicevo che
probabilmente questa Juan di Tonia ha dato le di secondo man questo centralino, questa impresa là. Non ti ha mai chiacchierato? No, non mi ha mai chiacchierato. Mi dicevano che da slus, che facevi vivi il paese di notte, ecco, che non erano di notte. E era una roba innovativa perché i team lì, la Inter stavano in chiesa, ecco, però questa luce misera, perché non era una luce, sarebbe stato un 125 watts, ma così dava un po' di luminosità alla svia, perché erano circa 10 volte in chiesa a Pogea, non so se è tanto piccola. E dopo vi ho sentito questi belli testimonianze dei tre teams che le bielsa, e vi un scenic giovane, vi Andrea Paschini, che mi ha portato un bel libro in cui che a chi ha un schema in cui che funzionava la centralino di Giovanni De Otto, ecco, Juan de Luz, Vigli de Luz, no? E qui sarà Teians minus 120. Ecco, a sentire queste testimonianze, a vedere questo schema, no, per noi venivo chiamati dottori che di pusea, io che ero da via qualche c'è di intelligenza. Non sai c'è che dice Luscinica, magari perché no, podio fa un museo e fa vedere c'è quest'art, con la tecnologia di voi non vi nuio c'è invidiare. Beh, diciamo che se siamo arrivati a voi e Ludovic a questa ente qui, no? Che ha avuto ingegno e con miseria, insomma, è arrivata a creare un po' di benefici per la popolazione, no? Sì, sono robe che comunque la resi conservate, purtroppo la centralina di Pusea è fatiscente, è una proprietà privata, come c'era lì di Viori, perché hanno stato tante attenzioni ultimamente a questo piccolo paese di Vergegna, no? E quindi insomma c'era lì di fare in mute in maniera che non resti abbandonare e magari si perdi tal tempo, insomma. Ma non si può là in davanti senza sapere c'è questa devor e devor via su una storia che è un esempio in Chiarnio e in Furlanio. Sì, beh, diciamo che a Vergegna questa storia insomma ha avuto personaggi che hanno scritto, no? C'è Carin di Vittorio Cella, c'è Carin di Giso Fior, comunque tanta in che come Luigi da Vigli da Luz, che insomma si sono messi a disposizione per la comunità. Allora Miranda è a riguardo sente dal pari, oltre che fornì la corrente elettrico, a scim pensavo, quando lavo qui gris, che ero sorto gris, chi lavo su pei di luce. C'è riguardato Miranda? Ma tanti e di tanta preoccupazione anche, perché quando era la neve che poi succedeva tanto di più anche che no, con era il biel, e lui era sempre, lui lo clamava e quando ormai abituato a vedere che sta po' di luce era tan necessaria che mai, allora sempre clama vidi anin, e lui era sempre pronta, è stata sempre pronta a cercare di riparare il tutto. E io e mia Maria ero preoccupata perché sa succede tal, che sempre che roba sale, sempre dai pericoli, sì. Allora così bravo che per film di Antoni lo volevo come collaboratore. Certo, difatti l'ha fatto sempre lui il servizio. Il servizio è tutto Vergegna e come capisce nel libro, nei borgs, poi una roba impressionante, tanto che correva. Quando neveavo, la venne a spaccare con la standios la nio sui figli? Beh, questo lo ho detto anche io. Sì, succedeva che, ma al di là di così, era proprio in scugni con quei grips, là su perché spai, fino insomma, e erano già rotti magari qualche conduttore, ecco. E come sentì la testimonianza di Umberto De Antoni,
Umberto De Antonio è nevuo dal pionier Umberto, nasciuto nel 1881. All'ero merito dal suo bisnonno Giovanni De Antoni, che dal 1904, dal Puin di Lans, dal Deam, aveva attaccato a Fassuno piccolo centralino e dopo un atto tal Margot dal 1906. Io riguardo Umberto, dato che tu hai portato documentazione fotografica, bolletto di 100 passo anni, alle buon segno tegni conce che hanno fatto i nostri svecchius. Allora, scusa se preciso, le centraline idroelettriche sono nate per servire le attività industriali, per cui non è che mio nonno sia inventore della distribuzione elettrica. La distribuzione elettrica è venuta successivamente. Quindi, avendo la centralina idroelettrica a servizio della segheria, per esempio del Margot nel mio caso, che Giovanni suo padre aveva come segheria già iniziato con la caduta dell'acqua e quindi come funzionavano i mulini, successivamente ovviamente con lo sviluppo e con la tecnologia nuova ha introdotto l'elettricità per muovere i macchinari. Allora cosa hanno fatto? Io credo all'inizio del Novecento, tutto sommato, anno su o anno giù, non sono preciso, perché i documenti che ho risalgono solo al 1916, che ho trovato addirittura un contratto fatto con uno del paese di Comelians, un certo Della Pietra, e dove ho anche le bollette che facevano poi successivamente i pagamenti annuali. Quindi preciso non sarei come data, però ho la fotografia purtroppo molto diciamo debilitata dell'impianto che c'era quella volta al Margot. Loro cosa hanno fatto? Hanno derivato l'acqua dal Degano e con un canale di 800-700 metri l'hanno portata alla confluenza con il Margot, che c'è un rio che viene giù da Tualis. La concessione l'avevano anche sul Rio Margot, ma questo sviluppo è stato solo successivo, fatto che ti dirò più tardi. Quello che volevo evidenziarti era che all'epoca loro hanno fatto il canale derivando l'acqua dal Degano e una piccola caduta di 10 metri, tutta questa quantità che sarà stato quasi un cubo d'acqua, faceva girare una barra di ferro sulla quale erano agganciate delle pulegge. Queste pulegge facevano girare sia la sega, il gattere nel caso particolare, sia l'alternatore per la produzione dell'energia elettrica. Quindi da questa barra con le cinghie veniva trasmessa la forza tramite le cinghie di cuoio, non so se hai visto mai. Qui ho solo il manufatto, ormai non è stato rinnovato, quindi chiaramente sarà da demolire, però attualmente è ancora esistente, è questo manufatto che rappresenta solo la condotta di caduta, perché quindi l'acqua veniva qui dietro dal dal Degano e cadeva a piombo dentro in questa specie di condotta forzata. Questa era la prima centralina. Da qui ovviamente quando non produceva per la segheria, ovviamente vendevano l'energia elettrica per la sera, che serviva alla sera, l'illuminazione chiaramente. Quindi l'inizio è stato al Margot. Successivamente mio nonno, quando si è diviso dai fratelli, nel 1926, nel 1932 ha fatto la prima centrale idroelettrica a Sostasio. Qui ti faccio vedere per esempio lo sbarramento sul Rio, sul torrente Pesarina, questo è quello sbarramento. Successivamente questa è la zona di presa, vedi che viene incanalato, questo è il canale che porta alla centrale, qui poi ovviamente con le montane si sono anche le prese rovinate. Quello che volevo farti vedere in particolare era questa condotta che secondo me per il 1932 che è stata inaugurata la centrale è un'opera veramente notevole. Qui vedi
il canale che passa su dei tralicci di ferro e sopra il canale tutto di ferro. Questo qui è praticamente tra Sostasio e la presa che è poco più avanti. Il canale avrà una lunghezza di un paio di chilometri. Ma erano opere idrauliche grandissime, considerati teams. Considerato il 32, per quello ti faccio vedere questa foto che secondo me è meravigliosa, perché ti fa vedere, ma soprattutto la tecnologia, anche che questo canale in ferro non spande una goccia e non ha saldature, quindi è fatta tutto con ribattini. Era una tecnologia, qui vedi addirittura un'altra presa, e quindi dei tralicci molto alti, saranno 50-60 metri forse di altezza qui. Opera il nonno Umberto di Antoni, nasciuto nel 1981. Allora, qui abbiamo i disegni, ovviamente fatti i rilievi prima di procedere alla presa dell'acqua sul torrente Pesarina. Qui, come vedi, c'è lo sbarramento e poi ti farò vedere le fotografie. Quindi questa è la condotta. Questo è interessante, il passaggio dal lato destro al sinistro sempre del torrente Pesarina, dove c'è il ponte in ferro. Poi prosegue ancora e arriviamo in giù in paese, veramente 4 casolari. Quella in rosso è la condotta, vedi che sono segnati gli appezzamenti di terreno che verranno poi venduti dai proprietari per fare il canale. Qui abbiamo la centralina e questo tratteggio, qui trovi la restituzione dell'acqua dopo averla usata all'interno della centralina sulle turbine, viene restituita sempre alla Pesarina, quindi hai la restituzione e la presa dell'acqua. Sono impianti questi che non hanno bisogno di un bacino, eventualmente c'è solo un pozzo dove si decanta l'acqua, però non abbiamo, diciamo così, deturpato il paesaggio con dei bacini di riserva come sono le dighe fatte per esempio a Sauris o da altre parti. E come Umberto, entrinte bielo centrale di Sostas. Sostas è una frazione del comune di Prat. C'è che perché i teams era un luscio, e erano più bielo centrali che la stiasos di bot. Beh, diciamo così, onestamente, anche chi ha, diciamo, il geometra o l'architetto, non credo sia stato a quell'epoca un architetto, ha fatto il disegno, ha dato il massimo, penso, sì, di piacevole vedere. Questo è l'interno, tu vedi qua le macchine, praticamente sono le turbine, e posso farti vedere questa fotografia presa dall'entrata, questa presa dall'alto. Ti posso spiegare se vuoi i macchinari. Tu vedi che c'è qui delle cinghie che fanno girare ovviamente l'alternatore, perché la turbina c'ha dentro la girante e quindi con lo spruzzo dell'acqua. Questo qui invece è il quadro della produzione, quindi tu sai qui da questo quadro, che poi vedremo nel tempo come si è evoluto anche questo, quanto produce una macchina, quanto, diciamo così, viene portato alla rete e quanto viene anche sprecato, perché ci sono anche dei consumi. Questa è la foto esterna, qui vedi il canale di caduta e questa è la centralina. Questo, diciamo così, vallo qua è l'acqua che torna alla Pesarina, quindi praticamente l'acqua cade da questo, sono 40 metri di slivello. Questa è la condotta forzata, entra l'acqua nelle turbine e poi esce sotto. Per 3 chilometri di linea elettrica aveva il Metuzzuto nono. Allora, questa qui era la prima centrale che però dava, come dici tu, luce già a tutta la linea che lui è riuscito ad ottenere, perché anche le linee elettriche erano in concessione, quindi praticamente un po' invadeva anche le attività degli altri, nel senso che, essendo, come abbiamo fatto l'esempio di Pusea a Verzenis, essendo già una centralina che forniva al paese, dovevano collaborare le varie attività, perché
per non sopraffarsi o per anche poter dare l'energia elettrica, perché sviluppandosi con la richiesta sempre maggiore di energia, forse quella centrale come Pusea non poteva dare tutta quell'energia che il paese richiedeva, per cui c'era una collaborazione tra i vari produttori e mio nonno, per quanto so, aveva la concessione per Verzenis e Tolmezzo, concessione che però è stata ceduta alla SFE, Società Elettrica Friulana, negli anni 52 o 54, perché ovviamente lui ha avuto in cambio la distribuzione per la Val Degano. Però scusa se ti interrompo, lui era in concorrenza anche con la linea elettrica, la Cadorino che arrivava qua fino al foro regolato. Ma per esserti sincero, ho trovato un documento casuale che la Cadorina forniva anche a Ovaro. Difatti c'ho una bolletta che un signore ha pagato alla Save, società elettrica, lì diciamo veniva da Tai di Cadore o da quindi ci sono stati degli scambi, degli acquisti, della possibilità di distribuire, perché distribuire dal Cadore fino in Carnia ovviamente era dispersivo, perché tu sai, è come l'acqua, ci sono le perdite, quindi anche non c'era grande interesse, era forse più interessante scambiarselo oppure in base alle concessioni che avevi di distribuzione. Se vuoi ti faccio vedere il passaggio, come abbiamo visto prima, dai pali di legno ai pali di ferro, quindi ai tralicci cosiddetti, perché ovviamente col maggior consumo, maggior sicurezza che dovevi fornire anche l'energia d'inverno, non potevi fermarti ai pali come dicevi tu, che andavi a sbattere i fili. Beh, io mi pensi che di fuori di Mettiaso ero i pai di Lem, che ero la linea che lavo su a Davuatri, e mi pensi di questi operari con che sgrisso rampons che lavo su per i pai, anche con una certa agilità, era la pratica, era sanguigno, non lo sai. Sì, beh, certamente, purtroppo col peso della neve i fili erano logicamente carichi e si spaccavano, per cui tu dovevi andare a riparare per garantire la continuità della fornitura e quindi, come dicevi, o si andava sul palo per riparare o si andava sul palo per sbattere anche i fili per poterli scaricare. Poi ovviamente per trasportare l'energia elettrica tu sai che bisogna trasformarla e c'erano i trasformatori sempre nelle centrali che permettevano di aumentare diciamo così, la potenza in modo da poterla trasportare più facilmente, e poi c'erano le cabine elettriche che la ritornavano a trasformare per il consumo domestico o industriale, insomma. Qui ti faccio vedere anche una cabina elettrica che venivano. Tu hai veduto che le cabine elettriche come la spitturo a Cleulo si hanno fatto che il trio Pacai alla Sudamei facciano mai, non sai, Parisi in sintonia con la natura, c'è di tu merda. Diciamo così che per non demolirle, perché adesso non si può più fare le cabine elettriche come le facevano una volta enormi, le fanno o molto basse, diciamo anche 2 metri di altezza massimo, oppure le fanno sotterranee, per cui la tendenza è di portare la luce interatta anziché aerea. Insomma, la centrale di Sostas, anche come costruzione all'Eroal che c'è, ma è stato l'unico al fatto al catito non che avevo quel senso proprio di imprenditore unico, Bosch, centralinos, al di tutto. Allora, volevo, diciamo così, continuare il racconto sulla, diciamo, la storia della centrale di Sostasio, la quale è stata con la centrale successiva, come dicevi, che ha avuto l'idea nel 1952 di fare un'altra centrale a Luincis, che poi ti farò vedere le fotografie. Questa centrale con quella di Luincis sono state nazionalizzate nel 1962, quando hanno costituito l'Enel. Perché è stata nazionalizzata? Perché produceva più del minimo che la legge aveva previsto di produzione, quindi lui distribuendo e producendo più di 15 milioni di kilowatt annui ha dovuto cedere le centrali all'Enel. Ovviamente questo è stato per noi un grosso danno, anche se
c'è stato l'indennizzo, ma l'indennizzo era stato calcolato intanto in vari modi che non ti voglio stare a annoiare e raccontarti come, però veniva pagato in obbligazioni dello Stato, quindi puoi solo credere in 10 anni. Quindi il tuo capitale con la svalutazione diminuiva, oltre alla valutazione. Io ti dico invece che con De Antoni non si restava mai senza luce, come che vin centralinos a ogni passo sul deam, hanno fatto 3 o 10 senza luce, non è che vi migliora la situazione. Beh, sai, passando dal piccolo al grande tu capisci che poi noi siamo paesi marginali e nessuno ci guarda, neanche con quella scusa, giustamente come dici, ci lasciano abbandonati. Vabbè, ma a parte questa cosa, volevo finirti di raccontare la storia della centralina di Sostasio, la quale, essendo una delle prime e anche grosse, è ancora attualmente in attività. Perché? Perché nel 1966, mi pare, è stata un'alluvione che ha ovviamente distrutto le opere di presa. Con la nazionalizzazione l'Enel non ha più ricostruito questa centralina perché ovviamente i costi di ricostruzione erano, diciamo, superiori ai vantaggi. Cosa è successo? Che nel 1992, quando c'è stata la liberalizzazione, che da monopolio di Stato siamo passati a poter fare anche delle centraline, la comunità montana, che aveva la preferenza, nel senso che essendo un ente pubblico, ha chiesto all'Enel di cedere la concessione di sfruttamento, per cui attualmente la centralina è della comunità montana della Carnia. Diciamo che era a buon mercato al tempo rispetto di adesso, perché i costi ovviamente nel grande sì, sono talvolta anche più bassi, però talvolta anche aumentano. Per noi che siamo in periferia, come abbiamo detto, sono più elevati. Ti volevo far vedere invece la costruzione della centrale di Luincis, partendo magari anche dal canale. Allora, il canale veniva costruito, è stato costruito in cemento armato e ti faccio vedere, questo è il canale che adesso è tutto nascosto dal bosco, sui pilastri, poi abbiamo il ponte che per passare sempre la Pesarina, questa è la costruzione, diciamo, in legno, tutto in legno dei nostri operai. Questo vedi quanto legname è stato dato per poter costruire. Questi sono gli impianti, vedi che veniva il cemento portato con la teleferica e fatto cadere giù per poter fare diciamo così, i volti. Questo è il manufatto finale e questo vedi che anche nel 52, come abbiamo visto nel 32, anche lì è un'opera di particolare interesse. Allora, all'interno della centrale di Luincis vedi la differenza. Queste sono le macchine molto più grandi, questi sono i quadri elettrici. Vedi la differenza in 20 anni diciamo così, di attività. Questi sono i trasformatori, ben chiusi, come diceva la signora prima, per sicurezza. Quella volta le dicevano non andare vicino, qui per sicurezza li hanno chiusi dentro come in carcere. Questa è la condotta forzata che è attualmente ancora, ovviamente l'Enel l'ha ceduta a altre compagnie, però è stata nazionalizzata e ha lavorato sempre per l'Enel. Quindi questa centralina di Luincis è ancora attiva. Praticamente cosa ha preso mio nonno? Ha preso l'acqua che usciva dalla centrale di Sostasio per utilizzarla a Luincis, con quel canale di qualche chilometro che ti ho fatto vedere prima, in cemento armato. Quindi diciamo così, le opere sono state fatte con intelligenza, insomma, senza deturpare il territorio e rispettando le condotte di acqua dei fiumi lo stesso. Tuo nonno aveva collaborato o faceva di Bessuol? Allora, mio nonno costruiva le centrali da solo, prendeva ovviamente gli operai e coi tecnici, e ovviamente perché preferiva ovviamente far da solo, che sapeva cosa faceva. Diciamo così, lui è noto per le segherie, è noto per le centrali elettriche, ma in effetti aveva anche un'impresa edile, perché qui avranno lavorato un 300-400 operai, perché io mi ricordo che ero giovane e quindi per costruire tutto quel canale e fare tutte queste opere
era necessaria manodopera, e mi ricordo che erano tutti della Valpesarina, che erano operai, muratori bravissimi, e quindi hanno potuto fare quelle cose che abbiamo visto adesso. E per finire questo sbielos testimonianzos dal nevuo Umberto De Antoni, che è venuto qui a questo con questo archivio di fotografie, di mappos dal nono, e volevi proprio finire dicendo che Umberto Moricchio dal 1947 aveva fatto un bel libro a Partonono, un lavoratore nella natura, e ha scritto: allora portò civiltà, offrendo luce e nuova vita fino ai casolari oscuri come tombe e dispersi nelle valli. Nel senso che ha azzeccato la cosa. Sì, è stato un ricordo bello, insomma, unico, sì. Mi complimento con l'autore. Miranda, un riguardo di Luigi Deotto, Topari, nasciuto nel 1906. Sì. Ma come figlia dice che è stata una persona che ha cercato di servire il suo comune. Il comune di Verzegnis è sempre produttivo, non solo di luce, ma anche di libri. E qui vim las testimonianzas di Adelmo Deotto, in cui cal descrive il riguardo de Centralino di Sopari e l'uscini comune lei. Sì, dal libro Gnaus, no? Identità di un paese chiamato Verzegnis, mi pareva buon citare la testimonianza dal fradi di Miranda, Adelmo, che fra l'altro è lei che ha fondato l'Elettronova, che pensi che comunque lui c'è simbi per cercare dei Gnaus che insomma hanno fatto strada. Ecco, la prima conferma anche Adelmo, la testimonianza, la prima turbina è proprio che di Pusea, no? Ideata e costruita da Giovanni di Tonia e dal figlio Guglielmo Deotto, utilizzando l'acqua dei ruscelli, spisciandola se vovit, come diceva prima Brunino. Dopo averla convogliata e raccolta in un serbatoio di 200 metri cubi, la fecero precipitare a cascata per muovere la turbina, che anche lui conferma che fu acquistata in Lombardia. La turbina dava energia elettrica per l'illuminazione della borgata di Pusea e di giorno faceva muovere un mulino, una sega veneziana, una sega circolare, una pialla, un tornio e una mola per arrotare. Nel 1922 chi passì a Luigi, quindi a Sopari, Luigi e Amabile Deotto costruirono la centralina idroelettrica sull'Ambiesta, oggi sommersa dal bacino della Sade, che sarà spoilato. No? La centralina era costruita da un canale di presa che conduceva l'acqua sul bacino di arrivo, facendo funzionare una turbina che a sua volta faceva azionare un alternatore. Insomma, spiega un po' quello che era la rete di distribuzione, e all'inizio veniva distribuita a Chiaicis. Nel 24, sempre Luigi e Amabile provvedevano all'ampliamento della rete elettrica per Assais, Duebis e Pusea, che sono borgadas da questi paesi. Nel 25 prolungarono la linea da Chiaicis ad Intisans, che vengono anche prima i schemas. Per farla corta, nel 35 la cartiera di Tolmezzo acquistò i diritti d'acqua dell'Ambiesta e la centralina Deotto dovette reperire, quindi non si era la sua attività, ma dovette reperire la corrente attraverso una rete proveniente da Tolmezzo allacciata alla ditta De Antoni, diventando da produttore a distributore. Quindi l'ha continuata la sua opera di distribuzione dell'energia elettrica. Nel 1938, alla morte di Amabile, il tutto fu ceduto alla De Antoni di Villa Santina. Ecco, che sparvei un po' il quadri da situazione e la testimonianza di Adelmo, che è il frate di... Allora io ringrazio Oscinic della sua ospitalità. A me avevo in cuore di dire Oscinic, se l'unono non conto, l'une vuo non ascolto, la glan si rompe. E questa glan è importante, una glan che ha 100 anni e non si può dismentare, che chi viene di noi, e andrà a savio c'è questa.
Sì, sì, no, guai smentea, no, ci rin sempre di metti dai libri come che tu hai no? E come che viene già fatto ultimamente, ma no, solo no. Ci rin metti dai libri riguards perché guai perdi, insomma. E si arrivati proprio a Pusea, questo piccolo frazione che sborca dal comune di Vergenios. E così in Cuvrenzo Boria, in Dulaca non sta contando che a chi ero la scuola e a chi la chiasola che è nasciuto Somari. Sì, che io ho fatto 2 anni di scuola, la prima e la seconda, che si veniva io ero, sei nasciuto due, veniva io a Pit, per strada Blanca, un po' per strada, un po' altrove, e si veniva io qui. Mezz'ora? Oh, un quarto d'ora. Così era come chiamato. Allora, differente, non era nessuno, era un che ogni tanto si chiattava, uno veniva io, ma no sempre, che erano un altri casolari, che poi lontano di due, si esclamava sono Saras. Ma contimi di scuola, in Troceri? Io ero Chi ero la sì, la scuola era qui, ero in circa 7 voti di nuovo, non di più. Pluriclasse? Sì, era una maestra sola. Da prima e quinta? Da prima alla quinta, no di più, non ero. Voglio di studiare? Zero, ma insomma, comunque si era una volta, poi non si aveva, e dopo si erano più timidi, come poi le persone erano più riservate, più rispettose del prossimo, ecco. Ascolta Renzo, dice viveva la Inta chi tu mi hai detto che è nasciuto Tomari è un 8 anni. Sì, a chi viveva di agricoltura, di capodanni di pastorizia, e dopo Cuca arrivava, se no avevano là o immigranti o se no avevano lavorato ai boschi per poter vendere un po' di legna, di sopravvivere, ecco. Ma cerca chi alle frio, lo sarelli a stento, uno buino giulignato e non avevo essere tan semplice vivi qui. No, non era semplice, che un mese all'anno non vengono sorelle purtroppo, ma insomma. non lo vedi a scuola? No, per un mese non arriva. Come bel plan, vengo io, in un po', che dopo torna là, ecco. Però la fontana del paese è continua a sclipignago e a dare speranza che la inteveti di tornare. Sì, però che lì è la fontana moderna. La fontana vecchia era di là, da che Luca la via, che era una fontana grande, che era stata lunga 6 metri per quasi 2. In là che beveravo la sfaccio, se che si lavavo. Sì, la che la Inta, poi la il lago col chialdir. E anche se chi, loro a Pusea avevano 2 acquedotti, uno da Sorelli e uno dalla Ombrena. Che teams Chiaso, ma no, è vecchio, ne sarà stato fatto il Prince Nuccendi, madonna che hai. dopo dal 20 a voto. Dopo il terremoto. Dal 20 a voto chi è morta una cugina di mia madre, Per perché colare la chiave. Ma va, dal terremoto? Sì. Ma sì. dai. E sotto la strada hanno costruito a costruire tutte. Perché che il terreno non era robusto, non sai come funziona il terremoto, come la sconcassa che rovina. E ora le strade sono state tutte benone. Un mistero. Un mistero, sì, un geologo può saperlo, io non lo sai. E qui avevi un'altra fontana. A chi era la fontana? Un'altra fontana che veniva claga a culì, ma non è neanche questa, era una fontana granduta anche questa. E purtroppo anche qui. A chi è l'erolo è chiappato il puesto dei barconi. Sì. Ormai sta l'abbandono di tutto qui. La Indula sarei là a chi Renzo? Che chi era in Lazio, mi sa me, ecco, a Bologna, era un medico per vecchio, un primario di un ospedale di Bologna. Tutti squelati, perché li dicevo io intelligenti, dicevano i dottori di Pusea.
Sì, dopo non sono mai più tornato, io non ho mai veduto, ho veduto una volta, ma che di frutto proprio, che sono arrivato con un macchinone perché c'era la possibilità. Però la lindo in fier battut, io c'è bien ornamentale. Ah, ma era bella denti, dopo la due denti anche il fogolare che c'è da qui. Era una... E non si restiva a entrare, chi non restiva no, perché è un tic pericolante. E questo? C'è bien lo slindo, se vi un buon fare. Qui aveva ristrutturato un signor dall'esercito, dall'aeronautica. Sai che veniva prima del terremoto, veniva con l'elicottero, atterrava la via, veniva cacciata la femmina. Renzo, il pino silvestre, alle rare, c'è bien che sdoi, saranno al naturale o saranno plantati? Non era poi pins, erano pins che lì è stata sradizzata, voltata. Era stata le Sì, è stata lì poi. Cioè che si usa in che partire tossici di arbol, ecco. Era una famiglia che dei miei di benestanza, ecco. Sì. Avevo capito che era importante in scuola a me. Sì, paresi miei dis, era una roba. Renzo, facevi so vim a chi io che sto sorto vit? No, a stare l'americano che lì un vin lasciato la chiesa, lasciato un tic in abbandono e la uaria è tutta che cresce, un tic un capospo. Ma vediamo chi la chiesa dal Miedi, va? Sì. Io chi col fogolare. Sì, aveva il fogolare. E chi ha il numero di col nome di Pusea. Sì. Io con s'accettagni riguardo tanto in che balinat che strois. L'architettura, con le lindos in lì in comunità. Sì, poi che la linda che di cacchi è la linda con un poiul grande che si può stare di fuori, si può stare camminare sulla sbreas. Io penso grande. Che siete stato all'osteria, te fotografie dei vostri libri, a chi per vecchio ero per fin l'osteria. Io non lo sai. Io sai che cucca all'era lì paron. Lì era ustin dei restieri. Faceva restieri tutti manualmente. Sì, manualmente. Faceva tutto manuale. Ero ben genioso, mi piace. Sai scugnire? La perché che strada. A chi la calva su. Celestino come è la strada che si va a Chiavaccia. Si arriva lì dal pescatore. Fin un tocco un paio di chilometri è abbonda. Insomma, con una macchina un fuori strada si può là. Allora chi si arriva Renzo in là che dal 1903 Juan di Tonia aveva inventato la lampadina e la luce. Io c'è bien a mi piace, io chiamo tonai in tof. E la diavolo di tof d'ogno? Non saprei mica dire, perché se noi via banda là, che Luca là, a chi chiantonai di tof, sono rarissimi chiantonai di tof. Di solito noi veniamo chiantonai di pietra grigia. O marmo rosso verzegni? Sì, ma rarchel. Per vecchio le renduti chiantonai di a Caiui, penso che sia stata qui, dal paese, la Java. E come tu non conto di questo centralino, a chi ero l'affario? Come i trendenti, a noi troppo gaiati, ma si pensi che sono passati 122 anni. Sì. Renzo, a chi da c'è che può capire, vede da essi il macchinari che hanno comprato secondo me a ventilare in Brianza. Sì, c'è scritta lì. Lì è la scritta lì di locale che il macchinari lì, come non lo sai. E lì veniva giù e lì Allora Renzo, questa chiedere che macchinari tolleti secondo me in Brianza, in là che gli erano stati primi in Italia a produrre energia. Sì. Ma mi domandi, c'è contatto, c'è collegamento, bevi in che team in diffusea fuori dal mondo? Ma sì, io che loro qui giravano nel monte e ora io tutta roba che che io di un tic di più di noi, io dico che le persone che io di lontano e io dico che si poteva fare la luce, allora hanno avuto l'iniziativa di fare questo
centralina elettrica tramite un grande recupero di acqua a chi sora, saranno 100 metri di dislivello in verticale per far funzionare questa centralina, ecco. Che dopo la ringa io di la calicchessa della scom, poi in modo di capire un tic migliore la roba. Ma ecco. spiego, questi impresti ad alce commentabile. Che lì sono imprese per funzionare in Pulleggias. in cinghesi coreani, perché non esisteva in cinghiata cinghi, perché che sono lisce, non sono trapezoidali, scalavanelli al cinghesi comune, che era un lavoro pericoloso. E faceva funzionare l'officina, il tornio, magari vorrà un po' di battifiere. Era l'affario. Io penso che sia stato chiunque di fare, io penso che la via, a Sameres, a chi un tipo di fugina. Sì, là che il carbone, là che è il folla. Il carbone, si scaldava il carbone per poter fare. A chi Renzo là che va da venire il museo, Ecco. che vi detta al scini, che sarebbe sbiello. Le ben belle a chi vengono dovuti che mo con chi che sei stato consigliere con Luciano Soli, avevi già aiutato in che volte col proprietario, ma il proprietario li faceva, ma non può come ente fa una roba su privato che resti il privato. Chi provi a pensare un'altra idea, ma il museo là da venire. Per forza, lo vuole venire perché è una roba è interessante per lui. È una storia dall'uomo di Pugè, ecco, da persone in contatto. Dio guarda, che amistà con l'assegno, che funzionava sempre con l'energia da là. Sì. Sempre con chi è E come siamo arrivati proprio. sulla soletta dell'officina sotto. Signora. Allora le due in fier, fatte in fier, e vediamo la lamo dal seum, dal gatto che si ha volataio. Sì, e lì era anche il chiosco per fare l'avanzamento. L'avanzamento Il da carrello. taglio. Il carrello per fare l'avanzamento con i binari che la va in davanti da taglio. Ma penso che hai un'ammirazione perché è inventivo. Culago, allora il gatto, la sieo, la sederio pestaios. Dopo allora il folde fario. Dopo di notte era l'energia elettrica. Dei cantoni da chiesa, un, due, tre lampadine che giravano attorno. No, denti? No, perché faceva poche correnti questo. Perché faceva lavorare, diciamo che diceva De Antoni lei, era infatti per il lavoro, per l'industria, per capirsi, ecco. E dopo che restava, perché il Vascon non era tanta acqua. A due palli tu lo consumava, e di notte, che il tic al corao di notte serviva per illuminare il paese, illuminare, è una parola grande, ecco. Un ferraro di luce elettrica qui C'è petrolio. Ma io pensavo, è dentro il pestiato. Ferraro, o Chiandelas, non era alternativa, non era altra roba, ecco. Beh, insomma, si pensi che la stiaso si sono in mola, in Noeana, ma si nuo che contiene la storia di che sono là. Sì, noi con chi viene da che paese che mi dispiace tanto. Ricordare l'ingegno che è un'opera che squignin fa, chi è su Dottomari, sono su Zitio Vecchios, e non si può dismentare.
E a chi Renzo tu non hai portato questo vascone di recupero da lago, fatta al cretto. Si fatta al cret e rivestito di cemento. In modo di crearlo impermeabile che l'acqua vede resta dentro. A Casusora hanno fatto il troppo pieno con quelle massa plane a si schiare e chi era il Rio che la va giù e sotto il Rio che va alla Menafur. C'è profondità a questo vascone? Ma io pensavo sui 3 metri il vasco, ma le grandi che tiene 400 cubos. 400 E cubos. commentavo anche della scarsità di acqua. No, commentava durante la giornata che la SIE, la faria, aveva l'energia per funzionare. E durante la notte facevano un tipo di luce, che il luce che dicevo prima, con 2 lampadine, 3, per illuminare i cantoni della strada del paese. Così ci contava tomare. Sì, sì. Renzo, c'è l'uerezza di questa Juan di Tonia, questo inventore. Ma non si sa noi, perché lì forse si impartisce di tardi, per sapere la storia. Ma tu mi hai detto prima che forse ero che chi avevo studiato medis. Ma io penso poi che, perché mi aveva un po' di inventiva, un po' di idea da Liodi. A noi di tutti. L'intelligenza in non si diventa. No. Dopo si sviluppa l'intelligenza. Si può svilupparlo anche se vuole, ma se uno nasce intelligente e voglia di iniziativa, di Liodi, allora comunque fa un progetto. Il progetto è che lui ha già tagliato. E finché non l'ha realizzato non capisco nulla. E io lo vostro bosco, chi ha l'età, passo. Sì. E a chi vi è ginevole, non è pezzo, perché? No, perché questo ci può dire l'habitat, il terreno di Sorelli alle più magre. A chi le magre, a chi alle aspro, alle crette. E sin crette il pin o il carping rosso, non il carping bianco. Arrivano a roll, questi roll, sì. Ma sono che gli alberi che arrivano a emergere, e non sono alberi che hanno, e gli sale su, sale secca, arrivano a vivi. È tornante il nostro centralino, allora fin quanto è funzionato? Ma io penso che riguarda il mio mare che avrà avuto sicuramente un 10-15 anni. Fin dal 30 penso che sia stata la centralina, forse già di più. E dopo è arrivato Vigli de Luz. Vigli de Luz, che era una vallata di là. Sempre dal comune di Vergegna. Sempre dal comune. Come io una roba che Vergegna la Inta ha avuto sempre buone iniziative. Bisogna lì fuori la normalità, ecco. Infatti vivo un esempio. Grazie Renzo.
Thank